La storia del Torres Tennis Club in questi ultimi anni è legata a filo doppio con una persona, un imprenditore che ha creduto molto in questo progetto. Credo che David Mele sia il buon testimone col suo E-ambiente a sottolineare il fatto che non basta la passione, ci vuole dell'impegno, ci vuole anche una corresponsione economica che però se viene ripagata con questa moneta in 2 anni una doppia promozione, quanto è felice lo sponsor prima che il tifoso. È vero, bravo, è proprio così, la cosa principale è proprio quella. Lo sponsor, in questo caso è anche un appassionato di tennis, oltre che scarsissimo giocatore, per quello chiaramente magari è portato a supportare certe attività, soprattutto di giovani, della scuola, eccetera. Ma quando ci sono poi questi risultati così importanti, sicuramente è una cosa che soddisfa doppiamente, sia come il ritorno pubblicitario, ma poi soprattutto anche come il ritorno della passione che uno ci mette. Ne abbiamo parlato anche con altri interlocutori. Sassari vive da sempre un momento magico per quanto riguarda lo sport. Il sodalizio della Torres Tennis Club Antonio Bozzo è rientrato dopo le problematiche che l'hanno accompagnato. Lui era già stato in Serie A. Ma credo che questo ritorno abbia un sapore particolare perché tanti di questi giocatori tu li hai visti crescere, li hai visti maturare e oggi hanno raggiunto un traguardo davvero importante. Sì, è vero, è stata una cosa un po' particolare perché oltretutto la promozione è stata raggiunta con un doppio formato proprio da giocatori torresini doc, cioè giocatori di Sassari, per cui è una soddisfazione grande, è una soddisfazione anche per tutto il lavoro che è stato fatto silenziosamente, pian piano, perché sono cose che hanno bisogno di tempo e sono cose che hanno bisogno di lavoro e di tanti piccoli particolari per arrivare a dove adesso per fortuna il circolo è arrivato ed è davvero una grande soddisfazione. Welcome back, bentornati. Grazie mille, Forza Torres!